Amici carissimi, buongiorno a tutti, ribenvenuti nella rubrica dei Cuori Solitari. Oggi in primis assoluto vi voglio ripresentare il nostro cicciuzzo di Campobello di Mazara che ha cambiato look. Vi ricordate ultimamente quando l'abbiamo trovato con la barba lunga e con look cambiato? Adesso lo troviamo molto ma molto diverso, tutto sbarbato, pulito al 100%. Ve lo faccio vedere subito. Vedi, io mi sono tolto la barba, mi sono sbarbato tutto perché in questo caldo la barba dà fastidio, perché vuole essere curata e troppo no. Allora sono andato a barbiere, a volte ho la macchinetta, la metti, lame, tutto, e cosa da schiuma, faccio la barba io, tutto io mi faccio a casa. E mi sono sbarbato, tutto questo periodo mi sono sbarbato io, mi sono fatto i capelli, alle volte vengo così, che mi faccio qua la lametta, io stesso. E alle volte gli amici miei dicono, ma come fai a fare i capelli così, tu qua la metta, come c'hai questo riflesso? Perché io già anche con la mente già so che devo fare io, e no, non ci sono problemi. E me la faccio tutto bello pulito, e 2 volte al giorno faccio la doccia, la casa mi pulisco, e di questo campo vado a posto, non mi manca niente. L'altra volta si rompiva un portalamete del bagno senza che mai vedere cosa ho fatto, la bua. Senza che se c'era un pezzo di lamina mi sono tagliato un pochettino il dito qua, senza. Però tutto a posto, mi sono fatto la cosa dell'antitetanica prima, perché l'antitetanica dura 5 anni, e perciò io sono andato al pronto soccorso, me lo sono fatto medicare e tutto qua. Io vi voglio bene a tutti, vi rispetto a tutti, sinceramente parlando, e tutto qua. Spero comunque felicemente quest'estate va di meglio per tutti, e cercate di stare lontano dalle persone, perché il virus sempre c'è, poi che passa il tempo poi ricominciate tutte, che poi tutte le estate anche pure per me non abbiamo niente, appena ci riuniamo tutte poi che fa? C'è il virus arriva da capo e stiamo tutti in quarantena dentro, è sbagliato, ma l'estate lo dobbiamo passare correttamente, non cerchiamo impeduglie di questo virus, di cose, non mettiamo impeduglie in mezzo, perché la libertà è bella, perché poi stiamo 15-20 giorni a casa intappate d'incia, poi annoia, specialmente, perché quando c'è la libertà in chiaro non è bello stare dentro in quarantena. Ok, vi voglio bene a tutti, vi saluto a tutte. Oh yeah!